Buonasera, sono Daniele Polato, candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia a sostegno di Luca Zaia. Ma direi che, visto il periodo che abbiamo passato, le questioni più urgenti sono quelle economiche, sanitarie, continuare con gli investimenti sugli ospedali di prossimità, perché la dimostrazione l'abbiamo avuta, ci siamo salvati proprio per questo, per cui anche il fatto del mantenimento di tutto quello che in un passato magari è stato ritenuto superfluo, per cui interventi strutturali da continuare, ma direi soprattutto in ambito economico, in ambito di agricoltura, in ambito di occupazioni. Cioè il fatto che oggi l'economia sia in crisi, i nostri commercianti, ci dà un po' la cifra di quello che noi dobbiamo fare, investimenti importanti, strutturali e soprattutto aiuto alle famiglie. Vicinanza al territorio, squadra, soprattutto progetti che dobbiamo portare e continuare a interagire con le amministrazioni locali, gli enti locali. Soprattutto questo perché se il Veneto è forte, Verona deve essere forte, la propria provincia deve essere forte e noi dobbiamo essere come amministratori regionali forti nel poter portare a termine tutti quei progetti che creano occupazione, economia, creano lavoro e soprattutto portano quel contributo fondamentale in un momento di crisi che il nostro territorio ha bisogno. Fratelli d'Italia si è contraddistinta nel tempo per coerenza, concretezza e coraggio, che è un po' quello che abbiamo fatto e che contraddistingue anche la mia figura di amministratore. Oggi pensate solo il fatto di aver amministrato e gestito la protezione civile e la sicurezza in questo momento storico. Sono stati momenti difficili, durissimi, però abbiamo anche capito che abbiamo una fragilità importante e su questa dobbiamo lavorare con prodotti che siano prodotti concreti, siano risorse anche in tutti quei settori che sono quelli anche di contributo. Pensiamo alla protezione civile, quanto il volontariato ha dato, per cui investimenti con norme, con decreti che vadano in questo favore, ma soprattutto la creazione di fondi specifici per aiutare le famiglie, perché purtroppo questo è un periodo difficile, tanti rimarranno senza lavoro e per cui il compito nostro è quello di aiutarli. In Veneto e a Verona, nella sua provincia, direi che c'è stata una corsa al volontariato incredibile, per cui è nostro compito continuare anche però a aiutare con risorse concrete. Pensiamo alla possibilità, per esempio, di aiutare con fondi specifici i nostri commercianti. Il fatto fiscale, il Veneto è una dimostrazione perché da anni non aumenta le imposizioni fiscali, per cui ovviamente sarebbe illogico dire ridurre le tasse, però la semplificazione e il contatto con i cittadini è fondamentale. Ma devo dire che è una partita che è nata più mesi fa, parliamo di 6-7 mesi fa, ha avuto un'origine purtroppo drammatica, anche perché è stato un lavoro che ho fatto con il collega amico senatore Stefano Bertacco. Da lì abbiamo costruito un progetto nuovo, innovativo, forse l'unico oggi esistente anche all'interno del nostro partito, che è il fatto proprio di mettere degli amministratori con tanta esperienza locale a frutto in una regione in cui questo collegamento purtroppo per anni ha avuto anche situazioni di distanza con gli enti locali e i cittadini. Con Stefano avevamo imbastito questa squadra, una squadra importante, tanti amministratori ma soprattutto tanti cittadini, una squadra che deve ascoltare, una squadra che deve essere molto concreta come siamo noi e direi soprattutto una proposta nuova che è quella di dare risposta a questa, chiamiamolo, testamento politico che abbiamo di tanti e tanti amministratori che si riconoscevano una figura che ascoltava, una figura che faceva sintesi, ma soprattutto tante risposte. Io vengo da un mondo dell'impresa, faccio l'imprenditore e so cosa vuol dire quando i cittadini chiedono qualcosa e bisogna dare risposte e non bisogna vendere la luna. Ma le motivazioni potrebbero essere diverse, la storia, il mio passato insegna che sono una persona di fatica, una persona che si impegna molto, una persona che ascolta, una persona vicino alla gente. Potrei concretizzare tutto dicendo perché sono veronese al 100%.